Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei parlarvi dei corpi sottili dell'essere umano e quindi iniziamo subito questa pillola, però chiedendovi di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì teniamo degli incontri gratuiti chiaramente di studi esoterici. Il link lo trovate qui sotto in descrizione in questa pillola. Bene, iniziamo a parlare di questi corpi sottili che tutti gli esseri umani hanno, no? E che tutte le culture misteriche hanno sempre definito in vari nomi, con varie densità, però il succo alla fine è sempre lo stesso. Chi dice che abbiamo 5 corpi, chi dice che ne abbiamo 7. È tutta una questione di mettersi d'accordo. Comunque iniziamo a parlare. Prima di tutto, il primo corpo che noi vediamo è il corpo fisico, che tutti sanno di avere se sono vivi. Poi il secondo corpo, non meno importante, è quello che in fondo fa da collegamento tra l'astrale e il corpo fisico, il corpo eterico. E qui nel corpo eterico lavora anche la radiostesia e la radionica. Non è un corpo che ha coscienza, ma è un corpo che si può definire del dolore, e questo lo vediamo soprattutto in quelle persone che, perdendo gli arti, si rendono conto che alcune volte hanno dolore anche se l'arto non c'è più. Quindi questo corpo eterico è importantissimo perché lega l'astrale al corpo fisico, ma non ha coscienza. Ed è anche importantissimo in radionica e in radiostesia perché si va a influenzare con le energie vibrazionali delle onde di forma su questo corpo. Poi esiste il corpo astrale, che è praticamente il corpo che ha coscienza, che è il più gettonato, anche si sente parlare spesso sui Face, sui vari social, no? I vari guru santoni, suonatori di piffero lo brandiscono come se fosse la panacea di tutto, ma non è tutto. Il corpo astrale è importante, noi spesso volentieri lo usiamo di notte per viaggiare, facciamo dei viaggi, coscienti e non coscienti, ma li facciamo. No? Questo corpo è molto importante ed è collegato al corpo fisico tramite il corpo eterico. Noi infatti di notte possiamo viaggiare col corpo astrale, incontrare altre persone, ma ricordatevi che le vedete come energie, no? E non le potete mai definire come persone fisiche. Infatti alcune volte si incontrano persone o più vecchie o più giovani a dipendenza del nostro corpo sottile mentale, da come le ha definite. Infatti può capitare spesso e volentieri che vediamo una persona nell'astrale in modo con una faccia più giovane, di solito così. Però potrebbe capitare anche che incontriamo altre entità che vediamo più vecchie, ma questo è un altro discorso per altre pillole. Dopo il corpo astrale abbiamo il corpo mentale, subito in conseguenza. Il corpo mentale è il veicolo del nostro ego e della nostra intelligenza. Quindi lì nel corpo mentale si sviluppa il nostro ego e la nostra intelligenza, ed è molto importante, però è più sottile. Quindi il corpo mentale, per potersi spostare al di là del nostro corpo fisico, ha bisogno per forza del corpo astrale. Poi bisogna sempre definire una cosa: tutto ciò che viene nel corpo astrale poi si rimette di conseguenza nella realtà. Quindi tutte le cose, gli egregori molto potenti che si possono fare, si fanno sempre a partire, o quasi sempre a partire, dal corpo astrale. In quello mentale, se si fanno, però hanno difficoltà a scendere nel corpo astrale. Quindi il corpo mentale è un corpo, ripeto, più che altro dove resta vincolata il nostro ego e la nostra intelligenza. Dopo il corpo mentale abbiamo un altro corpo che viene definito in Occidente il corpo causale, o anche la mente superiore, a dipendenza dei gruppi misterici. Il corpo praticamente che definiamo causale è la sede delle nostre memorie akashiche e del nostro karma. È questo che noi trasportiamo quando lasciamo questa realtà, materialità, diciamo, e andiamo nella prossima vita, ci portiamo dietro il corpo causale. Poi ci sono altri due corpi che praticamente è impossibile definire, perché si parla già di corpo buddhico e corpo atmico, però sono dei corpi praticamente
così irraggiungibili che solo pochi santi o risvegliati hanno raggiunto, hanno potuto utilizzare, mettiamolo così, perché tutti i corpi noi abbiamo, cioè noi abbiamo tutti questi corpi sottili, solamente che alcuni sono un pochettino atrofizzati. Ad esempio col corpo buddhico si può parlare con le entità angeliche che, ripeto, non hanno una forma fisica, ma hanno solamente una forma, diciamo, energetica, e sta poi ai nostri vari corpi, soprattutto mentale e astrale, a dargli una fisionomia. Ecco, con i corpi buddhici, ad esempio, si può parlare con queste entità, questi angeli. Ribadisco questo perché pochissime persone al mondo sono riuscite ad arrivare al corpo buddhico, utilizzarlo al corpo atmico. Dopo di questo si diventa l'eguaglianza delle forme del creatore. Allora, ricapitoliamo, noi abbiamo il corpo fisico, il corpo eterico, dove appunto la nostra radionica e radioestesia lavora, il corpo astrale, dove lavora la magia esoterica, no? Le grandi opere alchemiche, le grandi opere di alta magia operativa lavorano soprattutto in astrale. Poi abbiamo il corpo mentale, il corpo causale, che sono alla portata di tutti, mentre i corpi buddhici, il corpo atmico, sono praticamente irraggiungibili. E ricordo che chi ha la possibilità di usare il corpo buddhico può chiaramente parlare e farsi ascoltare dagli angeli. Chiaramente anche con dei riti operativi di alta magia operativa si può raggiungere come si suol dire, la comunione con queste forze celestiali, no? Comunque non è cosa da tutti, anche se vedete in vari social che tutti pontificano che possono canalizzare, ma come ho già spiegato in altre pillole, questi sono solamente o fantasmi o larve astrali o parassiti astrali o vampiri energetici, ma sono tutte cose create da egregore di basso livello e che non portano da nessuna strada e parassitano solamente le persone. Sono fuochi d'artificio che vivono in astrale e continuano a logorare e a succhiare energia da queste persone, e queste persone hanno bisogno di un seguito e quindi di conseguenza per nutrire queste entità che poi alla fine sono egregori. Ma questo non hanno niente a che vedere con i corpi sottili delle persone che vogliono seguire la retta via, la via del risveglio o il ritorno a casa, come dicono i cabalisti, il Reshimot. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano ha fatto questa pillola per voi, spero di essere stato più o meno chiaro. Farò altre pillole a riguardo in futuro, come ad esempio creare degli egregori, piccoli egregori o catene magiche o dei piccoli famiglio, e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Garda e del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e anche il lunedì sera abbiamo Telegram alle 20:30 dove gratis, ripeto gratis, diamo la possibilità alle persone di seguire i nostri corsi esoterici. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.